Allora, siamo sempre con Daniele Salvagno, presidente Redoro Oleifici SRL. Cito l'azienda perché come azienda la cosa che mi ha incuriosito anche in modo particolare è che voi producete non solo olio ma anche dei prodotti per il benessere, per la bellezza, anche terapeutici con l'olio d'oliva, che quindi è una sperimentazione che avete fatto, però diciamo che ha dato un certo risultato. Di che cosa si tratta? Leggo anche il messaggio. È vero che la stragrande maggioranza degli oleifici del Garda usa olive del Marocco e della Tunisia. Come possiamo difenderci da questa contraffazione? Grazie. Allora, prima rispondiamo alla domanda. Poi... È una bellissima domanda, bisogna essere accorti, attenti e leggere in etichetta. E le etichette devono essere trasparenti, bisogna leggere bene, perché a volte magari si travisa il nome del Garda e invece magari sono miscele di oli comunitari, ma ci sono scritti magari in piccolino. Noi dobbiamo essere in grado di controllare bene l'etichetta, di scegliere la denominazione di origine, che noi c'è una sola denominazione che si chiama Garda DOP, e per quanto riguarda invece il Veneto si chiama Veneto DOP, e quindi quando scegliamo un'origine del prodotto scegliamo una denominazione d'origine. Quando vogliamo un 100% italiano c'è l'obbligo in etichetta di riportare non solo la bandiera tricolore, ma c'è scritto 100% prodotto in Italia oppure 100% prodotto da olive italiane raccolte in Italia. Ecco, molto spesso, guardate bene, in etichetta c'è scritto miscela di oli comunitari. Ecco, sappiate che non ha niente a che fare con un olio italiano, sono miscele di oli che possono venire dal Marocco, dalla Grecia, dalla Tunisia, e si crea dei blend per fare un olio a basso prezzo. Se faceste una trasmissione per tutti i prodotti dopo IGP agricoli del Veneto non basterebbe un giorno. Assolutamente sì, perché il Veneto ha una ricchezza inestimabile di denominazioni d'origine. Siamo, penso, il paese al mondo con il più elevato numero di DOP, IGT e denominazioni d'origine, ma perché dalla Puglia alla Sicilia, alla Toscana, al Veneto stesso abbiamo dei prodotti di eccellenza che sono invidiatissimi da tutto il mondo. Il problema è che non li sappiamo a volte portare tutti insieme, perché siamo un po', ahimè, un po' individualisti, no? Io oggi parlo di olio, ma domani viene il mio collega e parla di radicchio. E essere tuttologi è impensabile, quindi o bisogna crearci una grande cultura, bisognerebbe stare con TV7 tutti i giorni e ascoltare queste bellissime lezioni di vita quotidiana. Però ecco, bisogna fare in modo che l'attenzione a leggere l'etichetta e non farci ingannare dal cartello con scritto radicchio locale, no, bisogna che andiamo a guardare che sia il radicchio di Chioggia piuttosto che di Treviso, piuttosto che di Verona, e richiediamolo al banconiere, al negoziante, perché gli facciamo anche piacere che ci dia quella trasparenza sana e garanzia, perché abbiamo tantissime persone che lavorano dietro le quinte nel mondo agricolo e che a volte non compaiono mai e che hanno l'orgoglio di essere italiani e di produrre un prodotto di altissima qualità. Il Veneto, tenete presente che tra denominazioni d'origine, oli, vini e prodotti tipici, solo i formaggi ne abbiamo un mare. Ecco, dobbiamo solo che saperli apprezzare e consumare. Ecco, a proposito, si parlava fuori onda, olio nuovo adesso sarà intorno a novembre, giusto? Assolutamente sì, inizieremo il 10 di ottobre per le prime olive, 10-15 di ottobre, per poi arrivare con i primi di novembre con l'olio a piena campagna. Che differenza c'è tra olio nuovo e olio non nuovo? E quindi una persona che magari ha conservato l'olio, ce l'ha giù in cantina o lo tiene eccetera, è olio dell'anno precedente, le prove di polifenoli, di proprietà? Allora, quello che è importantissimo è la conservazione di un olio. Vi è raccomandato tenerlo al buio e al fresco. Un olio anche dell'anno prima, se tenuto in cantina al buio e al fresco, può essere perfettamente consumato anche dopo un anno e che mantiene le sue caratteristiche. Però se un olio viene lasciato sullo scaffale, sotto i fari di un supermercato, di un negozio, con i fari puntati, l'olio cambia colore, inizia il rancidimento
nonostante la bottiglia sia scura. E dopo 3 mesi può avere delle alterazioni. Quindi è fondamentale che quando andiamo a scegliere guardiamo la data di scadenza, che non è una data di scadenza ma è da consumarsi preferibilmente. Ecco, tenete presente che noi diamo 18 mesi, sì. Allora se andiamo a ritroso e guardiamo la data possiamo sapere quando è stato fatto l'olio e quindi cerchiamo di prediligere un olio appena confezionato. Perché? Perché nel momento in cui viene tenuto al buio e al fresco nelle vasche e confezionato al momento dell'ordine e messo sullo scaffale avremo un prodotto fresco e floreale. Tra olio nuovo e olio vecchio cosa cambia? Cambia il sentore aromatico. Naturalmente, come dicevamo prima, la raccolta anticipata dell'oliva mi dà un olio leggermente più fruttato. Quando sentite che pizzica in gola non è perché l'olio è cattivo, anzi è un olio di alta qualità perché ha tutte le sostanze aromatiche presenti. Poi nel tempo lui matura, vengono perse nel tempo, ma noi dobbiamo fare in modo che l'olio non sia troppo aggressivo, allora si produce in anticipo e poi si lascia maturare. Questi sono dei piccoli segreti che permettono a dare al consumatore un olio che abbia tutte le caratteristiche perché la pasta in bianco sia perfettamente condita con un olio equilibrato. Ecco, tutte queste piccole sfaccettature sono dei piccoli segreti che l'olivicoltore sa e che deve proporvi sempre per un vostro piacere nella tavola. Io continuo sempre a dire che sul tavolo ci dovrebbe essere più di un olio. Allora vorrei un olio che sia dolce e delicato, al punto giusto, equilibrato, per una pasta in bianco con un filo di olio, perché vada bene per l'anziano, per il bambino e per la quotidianità. Ma voglio anche un olio appena fatto, fresco, di frantoio, che me lo porto a casa per tenermi da una parte, per quando arrivano gli amici farmi una bruschetta a crudo, proprio perché se anche pizzica va bene lo stesso, perché è un valore inestimabile. E perché no, a volte quando mi dicono ma l'olio d'oliva si può cucinare, certo che si può cucinare, è l'olio che ha il punto fumo più elevato in assoluto in cottura. L'unica cosa è che se vogliamo friggere non diventa una frittura croccante come l'olio di seme, ma diventa una frittura morbida. Allora in questo caso qua vi consiglio sempre cucinare. Le nuove tendenze quali sono? Le verdure si spadellano, si cucinano a wok nelle padelle antiaderenti e poi solo a fine cottura si utilizza un filo di olio a crudo. Questo è il massimo del benessere e del volerci bene. Se però dovete friggere, utilizzate una padella, portate in ebollizione l'olio, nel momento in cui bolle mettete le verdure, date un colpo di cottura, le mettete ad asciugare con la carta pane e troverete una frittura magnifica e salutare. Ecco, ci ha dato anche i consigli all'ora giusta, al momento giusto. Presidente, io la ringrazio tantissimo, spero di averla ancora nostra ospite, anche perché non ha parlato questa volta tanto anche a nome della categoria degli agricoltori, ci sarebbe anche tanto da dire, ma lo faremo magari anche in seguito. Perché no, avremo modo. Intanto ci ha fatto venire voglia di degustare i prodotti con l'olio d'oliva del nostro territorio, questo senza dubbio. E buon lavoro, perché comunque ne ha adesso da fare questo periodo clou, no? Assolutamente sì, perché veniamo da una campagna dell'uva importantissima, tra l'altro di altissima qualità, e andremo a prepararci per una campagna olive altrettanto buona, almeno questo, benissimo, dopo il Covid. Ecco, un consiglio, se posso darlo, da presidenti Codiretti: utilizzate i prodotti dei nostri territori, perché mangiare territorio vuol dire anche vivere in un territorio sano, salubre e, perché no, anche piacevole nelle passeggiate domenicali, dove troviamo la nostra agricoltura ben tenuta, ben coltivata e con i pascoli in ordine. Grazie ancora Presidente, grazie a voi di averci seguito, e come sempre le nostre puntate le trovate in replica sul web. Grazie, a domani. Benissimo. Proprio venire voglia